Oltre che al dispiacere possiamo solo aggiungere che noi stiamo gestendo il deflusso dell'acqua con tecnici con professionalità e competenza e attenzione. Risponde così alle critiche delle famiglie allagate mercoledì sera dallo straripamento del Brentella in via Berto a Montebelluna. Non una mala gestione del canale, ma un evento meteorologico ingestibile, al quale, sottolinea il presidente del Consorzio Piave, bisognerà abituarsi. Lì siamo stati di fronte a un caso di eccezionale violenza in un territorio estremamente sensibile. La Brentella è un canale di scolo che serve per l'irrigazione nei momenti come questi e inoltre raccoglie anche le acque di deflusso che abbiamo sul territorio. Un territorio, ripeto, che ha avuto uno sviluppo negli anni e che purtroppo i sottoservizi e lo scolo delle acque meteoriche con il cambiamento climatico che è in essere non sono sicuramente oggi adeguate. Tra le accuse che i danneggiati avanzano nei confronti del Consorzio, una riguarda la pulizia del canale con erbe finite a ridosso dei ponticelli ad ostacolare un già difficile deflusso. Per quel che riguarda la gestione, noi la stiamo seguendo regolarmente, con attenzione, con appalti regolari e con i nostri guardiani che normalmente seguono i corsi d'acqua e fanno l'assistenza adeguata. Presidente che infine contrattacca chiedendosi come sia possibile realizzare delle taverne così profonde e soprattutto così a ridosso del canale. Se noi abbiamo le bocche da lupo o gli accessi agli scantinati che sono sotto il livello della strada, è chiaro che l'acqua va dove la zona è più bassa e ce la troviamo in scantinato o ce la troviamo in casa. Bisogna rialzare il franco di accesso ai scivoli degli scantinati o delle bocche da lupo, in modo tale che l'acqua fa la sua strada lungo la strada, magari nei casi di emergenza, anziché finire dentro le case. È proprio guardando al futuro e ai cambiamenti climatici che il presidente Gerolimetto esorta quanti vivono così a ridosso del Brentella a pensare già a delle protezioni dai possibili straripamenti del canale.